La prevenzione si mette in mostra. 3 iniziative con un unico comune denominatore. La prevenzione e un corretto stile nei comportamenti quotidiani possono salvare la vita. Non ci poteva essere occasione migliore della mostra del cinema al Lido di Venezia per veicolare questo concetto al mondo. Ne hanno parlato, presentando 3 iniziative concrete, l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin e il direttore generale dell'azienda sanitaria veneziana Giuseppe Darben. Ci sembrava giusta una cosa durante questa manifestazione, che sappiamo è una manifestazione importante, internazionale, quindi con un passaggio anche di persone importanti, lanciare un messaggio, che è il messaggio della cultura della prevenzione, dell'attenzione a noi stessi. L'assessore regionale alla sanità non ha dimenticato di ringraziare tutte le associazioni e le persone che collaborano a questo progetto. Se ci vogliamo più bene, quindi anche se noi abbiamo dei sani stili di vita, corretti stili di vita, quindi dal movimento piuttosto che le attività motorie, piuttosto che l'alimentazione, ma soprattutto poi se facciamo tutta una serie di screening, la regione Veneto su questo insomma sappiamo è una regione leader, nel senso una regione tra le prime in Italia, sia come numero di screening, quindi numero di interventi in prevenzione, ma anche come risultati. Nel dettaglio, sabato e domenica, grazie alla collaborazione tra gli Amici del Cuore e la Cardiologia di Venezia, nell'area Garden della Cittadella del Cinema, sarà possibile sottoporsi, come lo scorso anno, gratuitamente a un elettrocardiogramma e ritirare in tempo reale referto e diagnosi.